Inizia come sempre durante il periodo di Avvento un ciclo nuovo di Fede Perché No, e noi siamo sempre in compagnia di Monsignore Ettore Mannati. Monsignore, la prima e l'ultima puntata, poi Don Ettore. Va bene, ottimo. Don Ettore, chi sono i protagonisti del periodo dell'Avvento? Beh, il grande protagonista del periodo dell'Avvento è il profeta Isaia, dal quale noi appunto prendiamo i vaticini che poi sono applicabili e applicati, ecco, al Messia, a Cristo Gesù. Quindi poi abbiamo la grande figura di Giovanni Battista, che è, diciamo, da Gesù stesso canonizzato come il più grande tra i profeti, però anche nei confronti della nuova alleanza il più piccolo tra i più piccoli della nuova alleanza. Poi abbiamo anche ovviamente la figura di Maria che accetta il progetto, la figura di Elisabetta che viene visitata dalla Vergine Maria perché anche lei gli è data come prova che quello che l'angelo diceva a lei era realizzabile, perché Elisabetta, pur nella sua vecchiaia, era diventata, diciamo così, colei che attendeva un bambino. Poi, ovviamente, la figura di Giuseppe, il quale si prende cura di Maria, sapendo che quello che è nato da lei e quello che nascerà da lei è opera dello Spirito di Dio, dell'Altissimo. E poi ecco, arriviamo nel tempo della Natività, abbiamo gli angeli, i pastori, abbiamo i magi, quindi tutto un insieme di persone di varie estrazioni che riconoscono in Betlemme di Giuda, nella povertà di una capanna, ecco, il Salvatore del mondo. Molti non collegano, e non vorrei dire qualche cosa di sbagliato, però anche il periodo dell'Avvento, per certi aspetti come la Quaresima, ma per altre ragioni, è anche un periodo di riflessione. Il periodo di Avvento è un periodo, diciamo, di speranza, quindi di rendersi conto che Dio vuole visitare il suo popolo attraverso il suo Figlio unigenito e offrire una prospettiva di salvezza, quella prospettiva di salvezza che nel libro della Genesi, nel capitolo 3, Adamo, questa figura, diciamo, della umanità, diciamo, originaria, ha rifiutato, no? Quando Dio chiama Adamo, no? Che aveva consumato su suggerimento del serpente e di Eva, diciamo, la disobbedienza al progetto di Dio, quando viene chiamato dice non posso venire perché sono nudo, quindi si pone alla stessa stregua del progetto di Dio e lo allontana da sé. Quindi c'è subito lì, proprio il capitolo 3 del libro della Genesi, la promessa che Dio farà all'umanità, di offrire all'umanità un Redentore. Quindi c'è questa parabola che viene detta un po' il proto-vangelo, dove porrò inimicizia, dice il testo della Bibbia, tra te e la donna, tra il seme tuo e il seme di lei, e ti schiaccerà il capo. Quindi quella realtà che è stata oggetto di allontanamento da Dio sarà sconfitta da colui che è nato che nascerà da donna, prenderà umana carne pur essendo Dio e quindi offrirà all'umanità una proposta di salvezza. Quest'anno l'Avvento ci prepara il Giubileo, e quindi anche qui una proposta di salvezza. Noi come Studium Fide abbiamo voluto chiedere a 16 artisti triestini di offrirci il loro lavoro pittorico, ecco, e scultoreo la speranza che l'umanità attende, ovviamente dalla dimensione interiore e della dimensione spirituale. E l'abbiamo proprio chiuso questo momento, diciamo, di esibizione
dei test, dei lavori, ma anche di riflessione, proprio il giorno della Madonna della Salute, il 21 novembre, per indicare, come fa anche il Papa nella bolla di indizione dell'anno santo, la grande figura di Maria, Madre di Dio, anche poi il richiamo un centenario della Madonna di Guadalupe, alla quale il Papa è molto, diciamo così, devoto. Quindi noi ci troviamo di fronte a questi personaggi che attendono, si rendono conto della difficoltà, però sperano. Quindi l'Avvento è il tempo grande della speranza che ci porta verso l'incontro di Betlemme. Noi ci vediamo la prossima settimana. Molto bene. Ok, 2.